Sono all'attenzione del basket giovanile a livello nazionale due atleti di Udine, fanno parte della CBU Autotrasporti, stanno facendo in questi giorni le ultime partite del campionato nazionale cadetti, quindi per nati 1986-1985 con ottimi risultati con tutta la loro squadra, allenati da Luigi Colosetti. Andiamo subito a presentarli, sono Michele Antonutti, il biondo, diciamo pure il biondo, e Michele Ferrari, il moro. Due atleti che praticamente stanno andando avanti fin dall'inizio del mini basket assieme e assieme hanno avuto ottimi risultati, come con la loro squadra ovviamente le finali nazionali di categoria negli ultimi 2 anni, 2 finali consecutivi, 2 terzi posti consecutivi. Allora, tanto per essere un po' più chiari, io chiamerò Michele Antonutti e Michele Ferrari. Allora diciamo subito, tanto per conoscervi e farvi conoscere, quando siete nati? Quando sei nato, allora, io sono nato il 19 febbraio dell'86. 1986, sì. Mentre io Michele? il 27 aprile dell'86 sempre. Quindi, insomma, anche come età siete grosso modo sulla stessa lunghezza di nascita, diciamo pure così. Soltanto che Michele Ferrari forse fisicamente è già ben strutturato, per quanto riguarda Antonutti invece c'è ancora da lavorare sul fisico. Sì. Cosa dici, Michi? Spero di svilupparmi il prima possibile per tenere testa anche a lui. Allora, velocissimamente il ruolo, l'altezza? Allora, sono alto 1,96 e gioco alla piccola. Dipende, dopo posso anche giocare play o guardia. Anche perché adesso probabilmente non ci sono ruoli già ben definiti, no? No, secondo me siamo ancora siamo troppo giovani per dare dei ruoli. Michele? Io sono alto 1,95 all'incirca e gioco, diciamo, all around, cioè faccio un po' di tutto principalmente, però faccio guardia e playmaker. Quindi playmaker anche, quindi porti palla, gestisci il gioco, ma ecco, so che durante i campionati tu sei anche assieme a Michi chi detiene il massimo di punteggi a livello di media partita, è vero? Sì, noi abbiamo una squadra che gioca molto per noi due, diciamo, e questo quindi un dato ci di aiuta fatto, anche, quindi un ringraziamento ai vostri compagni. Sicuramente. E quindi quanti punti sei a Io media? le faccio sui 35, 36. Con una specialità che è? La specialità che è l'entrata. L'entrata, mentre per Michi? Io ho una media di 25 e la mia specialità è palleggio, arresto e tiro. Palleggio, arresto e tiro. Tiro da 3, dai 6 ai 25? Sì, abbastanza bene, ma devo perfezionare ancora. Sì. C'è un appellativo, un nome o un soprannome che vi distingue? Allora, da un anno a questa parte il mio soprannome è Brent Price, che è un giocatore che adesso gioca a Sacramento Kings, e ha una buona mano, quindi... E quindi tu sì, cerchi di emularlo in ecco. partita? Mentre per Michele? No, non c'è nessun soprannome Non che c'è nessun... mi differenzia. Io ho sentito Michelone ogni tanto, ma... Più che altro quando ero a mini basket, che ero già, diciamo, alto e abbastanza grosso, per differenziarmi dall'altro Michele che era più magro, più smith. Voi avete iniziato con la CBU pressoché allo stesso anno, mi pare? Lui No, io ho iniziato a giocare a Pasian con Roberto Gualteroni, Pasian di Prato? Sì, che lo saluto. E dopo 2 anni dopo sono andato alla CBU. Sempre mini basket? Sempre mini basket. Sì. Mentre per Michele com'è stato l'ingresso nel basket? Io ho cominciato un anno dopo di lui, ho cominciato in seconda elementare e sono subito venuto nella CBU. Subito. Quindi fin dall'inizio io ho fatto parte Hai iniziato il mini basket per passione, per scelta o perché altro motivo? per costrizione da parte dei genitori. Ah, addirittura per costrizione, cioè ti hanno obbligato a giocare a basket. Ma eri già così alto? Così... Io sì, fin da piccolo sono stato abbastanza. Quindi costituzione. E tu hai iniziato il basket perché ti piaceva oppure? No, la mia passione era sempre stata il calcio, dai. quando ero piccolo anche, solo che i miei genitori non volevano che io
andasse a giocare sotto la pioggia e quindi sporcarmi e tutto, allora hanno deciso assieme a un altro mio amico di mandarmi a Pasiano. Ecco, ora però questa scelta è stata quanto mai positiva e premiata, Sì, no? sì, Ecco, dobbiamo dirlo per onore di cronaca che Michele Ferrari è stato anche convocato in nazionale cadetti, nazionale 1986, proprio partirai la settimana prossima per questo raduno con la nazionale, è anche un qualche cosa di prestigioso, insomma, a parte che lo auguriamo anche a Miki.